Dai, un applauso alla dolcissima. Ragazzi, che razza di servizio, nel senso buono sempre. Allora, invece, prima ci siamo dimenticati di salutare il Mario e la Federica della ditta Temar, che invece che non sia macchina, non sia lancia Tema, ma sia Temar, un'altra roba, è una bella roba. E anche, ovviamente, Duilio e Sherwood Pub, che ne ha su 4 maella, che mi dispiace nominarla sempre, ma te caschi sempre in mezzo, te si perso le sioba. Togli il microfono, hai qualcosa da dichiarare? Ah, c'è anche la Sara oggi! Sara, è stato imperdonabile, hai fatto bene. No, abbiamo una puntata ricca di avvenimenti e di ospiti, oltre, forse che avete visto tra il pubblico, avete potuto riconoscere gli Scaggi direttamente da Venezia, sì o no? Sì. Che l'altra puntata era venuto solo Furio, invece questa volta è venuto con tutta la band per parlarci proprio dei Scaggi, di come che in Asse e come bisogna fare. Quadri giovani. Sono venuto da vedere. Poi avevamo i Ciuma Ciums dall'altra parte, anche l'altra volta erano venuti 2 rappresentanti, sto anno su tutto il gruppo e si faranno una bella sonata qua in studio con gli altri. Questo è vero. Dopo, cosa avevamo? All'intervista che abbiamo fatto alla Fucina contro Vento. Esatto. Ah già, noi adesso vi presentiamo un VJ a sorpresa. Lo presenteremo più avanti nel programma, abbiamo molte sorprese in serbo per voi. Adesso andiamo avanti invece con la pubblicità, ma mi raccomando tornare qua perché con la seconda parte del programma andremo a intervistare proprio gli Scaggi. Vai. Boogie realizza il videoclip del tuo gruppo e lo mette in onda. Guarda i video che abbiamo già realizzato su www.boogierecord.it e su Telecittà. Boogie è videoproduzione, realizzazioni gadget ed edizioni musicali. Cosa aspetti? Corri su www.boogierecord.it. Tosi de Campagna ti aspettano. Temar, pulitura, lucidatura, satinatura metalli, sabbiatura, decorazioni su vetro. Temar è a Martellago in via Fornace 28. Per informazioni telefono allo 041 54 00 022. Boschello Music Store è a Milano in via Galileo 2. Per informazioni telefonici 041 57 02 456 o visita il nostro sito internet www.boschello.com. RCA Beverage, da oltre un quarto di secolo, affidabilità, qualità e professionalità, il partner ideale per il tuo locale. RCA Beverage, contattaci per conoscere i nostri prodotti, birra da tutto il mondo, acqua, vino, bibite e bevande delle migliori marche. RCA Beverage non ti lascia mai solo. Consulenze, impianti di spillatura, progettazione ed allestimenti per valorizzare ed ottimizzare la tua attività. RCA Beverage è in via Menine Domenico dei 1017 a Camponogara, Venezia. Per informazioni e contatti puoi telefonarci al numero 041 462 030 o visitare il nostro sito www.rcabeverage.it. E bentornati in studio! Dopo i contributi pubblicitari siamo tornati qui in studio. Che mi balli, scusami. Scusami, ma era la sorpresa per presentarti, che capito, mi mettevo davanti, questo dopo mi cavavo. Chi abbiamo in studio? Dolcissima Lady Poison. Abbiamo niente po' di meno che gli dolcissimi Scaggi. Anche quasi porcellissimi potremmo dire. Facciamo un applauso agli Scaggi. A parlare col microfono. Se ti vuoi parlare, va a parlare. Col microfono. Dipende, porcellissimi, se Lucchini non scappa. Ah sì, perché se io che porto avanti. Sì, e lui deve fare la Coppa Rimetti, non so, voi fate la Coppa Rimetti? No, qui a me sfugge ancora. La Coppa Rimetti è ancora dei tempi, in origine c'era il Coppalocchio. La Coppa Locchio, poi è diventata la Coppa Rimetti, perché devi fare il gettito medio annuo. Praticamente. Comincio a capire di cosa robe complesse, praticamente se va a suonare chi
riesce a non tornare a casa con gli scaggi, ma a svegliarsi a Campetta de Vigonza, il buso di Vigonza, per esempio, ha vinto la Coppa Rimetti perché ha rimesso e ha fatto gettito medio annuo. Questo è una bella roba, ragazzi, mi lancio come sport nazionale di tutte le band del Veneto e non la Coppa Rimetti. Esattamente. Nessuno che ha vinto la Coppa Rimetti. Anche 2 settimane fa che eravamo a Padova, eravamo lì e c'era lui che tocchignava così, c'era appunto Lucchino, ciao, andiamo via. Che tocchignava mi tira per una spalla, portare via. Va bene, dai, ma allora anche voi giocate sport. Ma là c'è come partita di calcio, di baseball, di basket, che sia attacco e difesa, ti in attacco ti da segnare e ti da rimettere il gettito medio annuo, altrimenti... Anzi, guarda, Tomaella, mica faria una biretta a questi 2 ospiti. Esatto, sino che ospiti siete con i vostri ospiti. Allora, avanti, la Coppa Rimetti è proprio un bel campionato. La Coppa Rimetti con sì, assolutamente sì. Un'ottima iniziativa. Se mette a giocare basta, ce n'è più per nessuno. Mica se gioca contro l'Inter, non c'è che ti dici no vado tanto ogni 3 butti, ti va a giocare lo stesso, può darsi che ti visiti anche in casa dell'Inter, non si è detto che abbia vinto sempre, vedi poi questo è molto vero. Comunque invece noi diamo un che se avesse seria parole de mezzo a maestra mi. Pensaci. Se sa mai. Invece diamo il bentornato a Furieri, a tutta la banda degli scagli. Furieri non fa prigionieri. Che svolto. Vai. Beh, voi non avete bisogno di grossissime presentazioni, però qualche domanda ve la facciamo lo stesso. Anche per il pubblico a casa, avessimo tosi di campagna, magari uno si abituava a guardare sempre altri canali su queste ore qua, e sempre dopo il 10, però chi fa altre cose non so, mica di memorosa che avevamo la televisione, che c'è digitale terrestre, non capisce più un cazzo, guarderai sul 900, Rete 4 sull'858, ogni tanto bisogna che domando. Che ti aggiorni. Laura, scusa, Rai Storia, Telecittà, 593. Vai, metti festa. Metti uno, ritorna quelli prima, non importa. Dai, abbiamo qualche domanda. Qualche domanda che vi sarete sentiti fare varie volte, però comunque. Come sono nati gli scaggi, per esempio? Sono nati per sbaglio a un carnevale di diversi anni fa. Sì, una roba così, più o meno. Nel senso che c'erano 2 o 3 che si trovavano in una calletta nascosta dietro San Bartolomeo e si facevano qualche brano di Scatalight, qualche brano di New York Ska Jazz, qualche brano così a caso, ma ti sa questa sì. E si suonava sti standard, però suonemmo reggae e se facevamo o reggae o ska, per cui si faceva Stranger in the Night, però reggae. E senza cantato... Non vi conoscevate? Io non conoscevo il contrabbassista e il chitarrista di allora. E penso che anche loro non conoscessero. Ah bene, quindi suonando. Ma forse sì, mi conoscevano. Vabbè, e dopo da di là è andata avanti. Poi 2 anni fa c'è stato un piccolo cambio di organico, si è un po' venuta queste nuove gemme. Che acquisti che hai fatto? E non sto dicendo però ho letto qua. Esatto. Infatti. E c'è scritto? Ho già scritto, cosa possiamo fare? Alle mie spalle ho Alan, alla batteria anche lui un nuovo virgulto. E Filippo, eccolo là, ha alzato la mano, il Fili, Vignato. E insomma, abbiamo abbassato l'età. Sì o no? E dopo abbiamo un veterano. Fermo con bella Doso, guarda. È spettacolo. Così abbiamo abbassato l'età media che si avvicinava tra Ugia che ne ha 50 domi, che ne ha 48, già rimonfiasse avanti. Spaccava, bisogna, sennò... E quindi diciamo che ragazzi, avevi cominciato a suonare che sta sto cambio, però è la famosa birra Rigle. L'ho visto, Rigle. Sono fatta birra Rigle. Dritte orizzontali. Infatti, no, che lo domandaste l'altra volta, se era settimana passata, ma se Rigle così o Rigle? Ma dopo 4-5 Rigle ti vedi tutte storte. Comunque.